Amici di Calcio Napoli 24, siamo nel cuore di Napoli, via Foria, vedete, una delle strade più trafficate e più popolate della città e dove è esplosa anche qui la mania del Napoli. Siamo quindi con chi appunto è uno dei promotori di questa follia azzurra e partenopea, Armando, giusto? Ciao Armando, sì, sì, Armando. Armando. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dicevo, questa follia del tifo partenopeo per giusta causa, ovviamente. Ieri ennesima vittoria clamorosa contro l'Atalanta, un Kvaratskhelia stellare. Quali sono le richieste dei tifosi? Qual è l'oggetto più venduto? Anche perché c'è appunto questa mania di Napoli, Kvaratskhelia, Osimhen e tutto il resto della squadra. Possiamo dire che essendo qua in Via Foria c'è una folta comunità di georgiani che abitano qui proprio alle spalle di Via Foria, nel lato borgo, e quindi stiamo vendendo molto, diciamo, oggettistica riguardo a Kvara. Come infatti mi sono terminate le bandiere Napoli e Georgia, le ho terminate e arriveranno la settimana prossima, e quindi l'abbinamento Napoli-Georgia sta funzionando bene. Poi la mascherina di Osimhen ormai è diventato come il ciucciariello dei tempi nostri, no? Quindi adesso, diciamo, la mascherina è diventata ormai una mascotte, quindi sta andando bene. Poi c'è il classico, il napoletano è affezionato alla bandiera, quindi abbiamo bandiere da 1 metro, quelle piccoline in auto, da mettere in auto, diciamo, all'infinito, a bandiere addirittura di 4-5 metri per addobbare balconi, per addobbare i terrazzi, e ci auguriamo, noi che l'abbiamo visto 1 o 2 scudetti per la mia generazione, mi immagino quei giovani di oggi che non sanno che cosa accadrà fra qualche mese. Ecco, sarà veramente, io penso, il Rio de Janeiro. E a proposito di palazzi, mi dicevi prima delle specie di gonfiabili, no? Magari adesso li possiamo vedere insieme. Sì, ci sono i nastri Sì. di 50 metri che già li stanno richiedendo. Questi sono nastri in raso di 50 metri ognuno, che servono, ecco, da balcone a balcone, diciamo, come si è fatto negli anni passati. Sicuramente i napoletani si attrezzeranno anche in questo. E poi ci sono questi gonfiabili, ecco, questi si vendono a metraggio, cioè basta gonfiarli, c'è un rotolo di 300 metri, si gonfia, e quindi da un balcone, un terrazzo, i giardini, ecco. Hai detto 300 metri. Sì, la balla è di 300 metri, però se un cittadino ne vuole comprare 20 metri, 30 metri, è semplicissimo, basta spezzarlo, si gonfia, si lega dai due lati e si fa festa anche con poco, perché poi 40 centesimi al metro costa. Diciamo, abbiamo anche questo a Napoli, che abbiamo i prezzi contenuti rispetto alle città che tanto ci hanno odiato e che ci stanno, come si dice a Napoli, un po' marcando per questa nostra felicità. E a proposito di marcare, vedo dietro alle tue spalle questa bandiera con su scritto Campioni d'Italia 2022-2023, quindi direi che la scaramanzia a Via Foria non regna la scaramanzia, no? Armando, tu che ne pensi? Ma quale scaramanzia? Cioè, ma veramente stiamo ancora dietro la scaramanzia? Ma io penso che quest'anno il Napoli sta facendo uno dei più bei campionati. C'è un mix che sta funzionando, c'è uno spogliatoio, c'è un presidente, c'è un allenatore bravo, c'è una panchina lunga. Io penso che quest'anno non manca nulla, c'è un mix che sta funzionando alla perfezione. Quindi quando le cose funzionano alla perfezione non ci resta che aspettare, esplodere e gioire insieme a tutto. E ci auguriamo che sia una festa dove anche chi non ha amato il Napoli lo possa amare, perché Napoli è una città che si fa amare. Verranno turisti da tutta Italia e da tutto il mondo, e questa crea anche un indotto. Attenzione, intorno a questa festa ci saranno un indotto, lavoreranno alberghi, ristoranti, bar, e questa è una delle cose che ci fa più piacere. E l'ultima, in merito a questo, una richiesta più strana che c'è stata, magari qualche tifoso straniero o georgiani, ci dicevi prima, o magari nigeriani per Victor, solo le mascherine o c'è anche altro? No, guardi, proprio stamattina alle 8, appena stavo sistemando, è venuto un ragazzo africano da Cicciano, che mi aveva visto da TikTok nei giorni passati, ha comprato le mascherine di Osimhen e mi ha fatto una richiesta che viene mercoledì. Vuole una bandiera solo con Osimhen, che mi erano terminate quelle da 1,5 metri, però lui mi ha fatto una richiesta che ne vuole una da 3 metri, e mercoledì ce la faccio trovare.
Speriamo bene in vista di Napoli-Eintracht della Champions. Grazie mille Armando e sempre Forza Napoli ovviamente. Forza Napoli e auguri a tutti, Forza Napoli. Grazie.